è quasi un anno ormai, dall'ultimo non t'hanno visto più. Ti giuro che stasera scendendo da pensavo, però che ti incontravo non gli va a immaginare com'è difficile. Vediamo. Stefano, ciao Mimmo, sono Stefano, il cugino di Mary da Palermo. Ah, ciao Stefano, buongiorno. Ho iniziato ad ascoltare la tua musica tramite lei, la quale dicevi Mimmo è una ragazza indipendente dal padre, e hai ragione, siamo grande. Voce Francesca, buongiorno ragazzi, ho appena acceso la vostra musica radio. Grazie. Ascoltarvi mi fa sentire dalla mia terra. Sto male e soffro come te, ti voglio bene ancora, come fatto senza questo amore, senza ci vedere. Lui di pazzo innamorato senza ci pensare, lui di pazzo innamorato senza ci chiamare. Chi storgoglia a tutti e due ci ha fatto. Lei è una persona molto solare, fa la radio, allora lei fa la radio veramente simpatica. No, con il cuore, perché lei la fa con il cuore la radio, lei si mette la birra. Tutto il tempo che ci resta, con te voglio stare, da stasera più nessuno ci può separare. Sì, io voglio ringraziare, però a me ha fatto tanto piacere venire qui, perché Marta, come dicevi tu, io non mi ricordavo neanche di te. Cioè non è che io conoscevo lei, la diciamo perché lo conosco, no. Però quando ti chiama una radio, voglio dire che voi che fate il vostro mestiere, per tutti gli artisti è importante venire in radio e comunque conoscere le persone, perché comunque questa è una radio esegutissima. Guarda, io lo posso dire in diretto perché non me l'aspettavo, al di là delle radio locali, perché ce ne stanno tante, però questa è una radio che va in web e ci sono tante persone che è bello che ci sente Rimini, ci sente a Romania, altre persone che ci hanno chiamato. Ma questo dobbiamo ringraziare a Gino De Vita che ha fatto così che questa radio. Tutti quanti voi, voglio ringraziare io voi che mi avete invitato in questa radio. Siamo stati i primi a credere in questo nuovo mezzo. Bellissimo, bellissimo, complimenti da parte mia. Con l'esperienza delle radio di una volta, cioè io non lo dico sempre. Certo. E poi siamo trentennati, io certo. Però mi devi dire una cosa, perché faccio una domanda. Vivi la tua vita intensa e non ti preoccupare, perché troppo passo tempo e adesso non si torna. Vivi la tua vita, una sola ce ne sta, anche se fai tanti errori servono anche quelli. Pensa mille cose e tutto il mondo vuol girare, dal PC guardi i posti da scoprire. Aspetti 18 anni, credi tutto cambierà, ma ti sbagli, tutto uguale resterà. Vivi la tua vita, senta a me non ci pensare, vivi adesso e poi domani si vedrà. Radio Blu Napoli, surf on our music. In internet www.radioblunapoli.it.